Ho l'enorme piacere oggi di accogliere questo pubblico giovane ed entusiasta, ma soprattutto il piacere di accogliere l'autore Kader Abdallah, che viene dall'Iran, essendo passato poi per l'Olanda, e quindi è un esempio, la sua scrittura è un esempio di queste scritture translingui che sono al centro di molti studi che sono condotti qui all'interno del Dipartimento di Lingue, Letterature, Comunicazione, Formazione e Società. Ho l'incarico da parte della professoressa Fabiana Fusco, che è la direttrice di questo dipartimento, di portare i suoi saluti all'autore, naturalmente, ma soprattutto anche al Dedica, che è il Festival Dedica, nelle persone di Claudio Cattaruzza, che è il direttore scientifico, di Antonino Frusteri, che è il presidente, che collabora ormai col nostro dipartimento da 3 anni in maniera proprio formalizzata, per promuovere la conoscenza della letteratura all'interno della regione. Quindi abbiamo questa importante collaborazione che abbiamo avviato, e oggi è la 3ª edizione. Non posso non ricordare, perché è un polo importante di questa collaborazione, il legame stretto che ormai è in essere da un paio di anni con le scuole, alcune scuole del territorio, che in primis il Liceo Linguistico Bertoni, e ci sono molte professoresse che insegnano linguistico e che rappresentano le principali lingue insegnate, che poi vengono anche insegnate qui da noi, la scuola, io dico media, Ellero, con la professoressa Monica Papa, che ha collaborato con noi già l'anno scorso, e da quest'anno anche lo Zanon col professor Pecoraro. È una bella collaborazione che mostra come ci sia un interesse e come ci sia un'importanza delle letterature straniere, e come si possa collaborare tra ordini di scuole diverse e con un attore importante come è il Festival Dedica nella promozione delle letterature straniere in questo territorio del Friuli Venezia Giulia. Io ricordo che Dedica ha giocato un ruolo molto importante, Dedica che l'anno scorso ha festeggiato il 30° anniversario, ha giocato e gioca un ruolo molto importante per la conoscenza e lo sviluppo delle culture, attraverso delle culture e la conoscenza delle nuove civiltà, delle altre civiltà, dell'altro, e quindi è una collaborazione che mi sento veramente essere nelle corde del nostro dipartimento e delle persone, dei docenti che negli anni hanno insegnato e insegnano le letterature straniere qui al Dipartimento. Voglio anche dire che ci sarà il 2 aprile ulteriore presenza, grazie a Dedica, qui in università, qui al Dipartimento, quella di Yasmina Kadra, che verrà per presentare il suo ultimo romanzo, e che davanti agli studenti del nostro Dipartimento, questa volta, che hanno studiato le sue opere nei nostri corsi. Spero di non aver dimenticato nessuno nei miei ringraziamenti. Naturalmente un grazie di cuore a Lucia Fiorella, che condurrà questa conversazione, e a Marina Astrologo, che è l'interprete. Nel Dipartimento di Lingue non è possibile non sottolineare l'importanza enorme che la traduzione ha perché possa passare una comunicazione. Ed è un mondo, questo, lo sappiamo, dove il dialogo purtroppo casi è interrotto, e invece bisognerebbe riprenderlo con la traduzione, tradurre per dialogare. Passo la parola adesso al professor Roberto Calabretto, che è il presidente del CCS, Corso di Studi di Lingue, e ringraziandolo di aver voluto essere presente.
Buongiorno a tutti, è un grandissimo piacere anche da parte mia vedere un'aula così piena, gremita di studenti per un appuntamento così importante. 3 cose velocissime. Innanzitutto grazie a Dedica per questa partnership, come ricordava la collega Ferraro, grazie al direttore scientifico e al direttore Tucur. Con grande piacere ringrazio anche il dottor Cataruzza che dallo scorso anno fa parte del nostro comitato di indirizzo, perché noi abbiamo bisogno di rapportarci con le realtà culturali del territorio, con quelle più significative. Sono importantissime per il nostro processo di crescita. Come è stato detto, sono il coordinatore dei corsi di lingue dell'Università di Udine. Con certo orgoglio dico che qui a Udine insegniamo ben 10 lingue. Abbiamo un'offerta quindi di insegnamento enorme, veramente un vanto per la nostra università, ma insegniamo anche la lingua dei segni, che mi sembra sia importantissimo anche per ciò di cui verremo a parlare oggi. Quando incontro gli studenti a inizio d'anno, io dico sempre che l'offerta didattica di un'università non si esaurisce solo all'interno di quello che viene detto nelle aule, nelle ore di insegnamento, ma piuttosto anche di tutte le iniziative che vengono fatte. Con mio grande orgoglio il nostro dipartimento ne fa veramente tantissime, questa di Dedica è una a noi particolarmente cara. Buongiorno a tutti. All right, thank you Roberto Calabretto, thank you all. A very warm welcome to all of you. It's a joy to see so many students in this classroom. It's a joy to have a celebrated writer with us this morning. Salam to all of you. Salam to all of you. Right. Sorry, change your microphone. We're sharing this, guys. Right. Can you hear me? No. Can you hear me? Yes. Right. I would like to ask Miss Tania Bisso to stand up, please, because this beautiful girl here is somebody who took care of the organization of Dedica Scuola. That is to say, she took care of all the interactions with the teachers of your schools, and she has been an invaluable resource for this project. I would also ask Tania to tell us what classes are here today so that we can welcome them in a proper way. Buongiorno a tutti e a tutte e benvenuti a questa conferenza con Kader Abdollah. Sono Tania Bisso e sono una assegnista di ricerca che guida un programma di ricerca in collaborazione tra il Dipartimento di Lingue e Letterature, Comunicazione, Formazione e Società dell'Università di Udine e il Dedica Festival di Pordenone. In questa occasione speciale tengo infatti a ringraziare di cuore tutti gli studenti e le studentesse e i loro docenti delle classi di francesistica degli istituti di Udine che sono stati coinvolti e hanno partecipato attivamente a questo programma di ricerca, come anche potete vedere da alcune opere, alcuni progetti che hanno creato. In questo caso quindi ringrazio tantissimo la scuola della secondaria di primo grado Ellero. Sono gli studenti della seconda media e terza media, con la professoressa Papa che li ha guidati e accompagnati in questo percorso, e poi anche la scuola secondaria di primo grado e il liceo linguistico Bertoni, che sono lì in fondo, che sono stati guidati dalle professoresse Kern e Zoccastello, grazie mille. E poi infine gli studenti e le studentesse dell'Istituto Tecnico Economico Indirizzo Turistico dello Zanon, che sono stati guidati dal professore Pecoraro, che si trovano lì in fondo. Grazie mille di essere qui oggi e grazie di cuore anche a Kader Abdollah
per la sua presenza. Quindi buon proseguimento e do la parola alla professoressa Fiorella. Thank you. Right, so thank you very much again. Now, today I've organized a presentation in English. I hope you are advised about this. Anyway, we have arranged a service translation with our interpreter, Marina Astrologo, that I warmly thank because she's really great at doing this. Anytime. Quindi io che cosa traduco le parole di Kades? So I will speak in English, but Martina will translate the important part of this event, that is to say, Kader Abdullah's replies. All right. So, to begin with, Kader Abdullah is not just a pen name, it is a statement. The name he's chosen combines the names of two friends of his, two comrades, who were killed by the Shah regime and by the Ayatollah regime, respectively. So using their names keeps their memory alive and challenges violent political power. It is also a way to say that there is no writing without civil and moral commitment. Kader Abdullah is a political refugee. This means that in his youth, he was an activist, fighting the oppressive regime which ruled his country, Iran. However, his fighting was never violent. His role was that of a reporter, reporting facts and news that authorities did not want people to know. So this was a forbidden activity. And many people, including members of his family, were arrested, tortured, kept in prison for a long time, and executed because of this. Finally, Kader Abdullah left his country, his family, and sought for refuge, first in the former Soviet Union, then Turkey, Germany, and finally the Netherlands. He landed to the Netherlands, unable to speak the language, alone, and with no prospect of going back home. He had to start everything from scratch, learning Dutch and fashioning a new role and identity for himself, that of a new kind of European citizen, and also a writer, a Dutch writer. Having had such a life, no wonder that a great part of his work revolves around his personal experience. Much of his writing is autobiographical, and the book we are going to consider today is possibly the best example of the way fact and fiction merge. However, the first thing that we learn about this autobiographical effort is that telling one's life is possibly the most fictional fiction, because there is no such thing as telling one's life. My father's notebook tells the story of at least two lives. Two people who are a father and a son, but in fact it tells the life of a family, a community, an entire country. Would you agree on the fact that there is no such thing as telling one's life?
you are telling the truth. I'm interested too. First, salam, and it is an honor to be here to meet you. But today I want to concentrate my conference on young students. The adult people should be a little bit patient, and I try to say, yes, a simple thing about my life, about my family, about my father. And this book that you are talking about, I have tried to tell the story of my father, but my father belonged to a language, belonged to a family, belonged to a country, belonged to a dictatorship, and I have tried to show it with pleasure for you. Buongiorno a tutti. Lucia Fiorella ha appena detto una grande verità, che non c'è cosa che possa stare al confronto con raccontare la propria vita, ma come prima cosa voglio dirvi salam, pace e salve. Per me è un grande onore essere qui con voi e conoscervi. Oggi desidero concentrare, la mia attenzione, rivolgere le mie parole soprattutto a quanti fra voi sono giovani e sono studenti. Tutti gli altri dovranno avere un po' di pazienza. Voglio raccontare alcune cose semplici che riguardano la mia vita, la vita della mia famiglia e di mio padre. Infatti, nel libro sul quale avete lavorato, Scrittura cuneiforme, ho cercato di raccontare la storia, in particolar modo di mio padre. Tenete presente che questo mio padre apparteneva dunque innanzitutto a una lingua, a una famiglia, a un paese che viveva sotto dittatura. E io ho cercato di raccontare la sua storia con grande piacere. Okay. Right. Okay, for those who are not familiar with the work, Scrittura cuneiforme is the title of the Italian edition of the book. You've studied, the students have read the book in French translation. And today we're presenting it in English translation, which means that it is an international work. It really belongs to world literature, right? And once more, it emphasizes the importance of translation. See, translation is the theme of this slide. And the book, is made of 3 parts, but we may say in 2 major parts. The first part tells, by and large, chronologically, the story of a man, of a child and then a man, whose name is Aga Akbar and who is deaf-mute. The second part of the story, instead, tells about his son Ishmael receiving in the Netherlands, when he is already in the Netherlands, a bunch of papers. And these papers are his father's notebook. This notebook, however, is not written in a conventional language. It is a highly idiosyncratic language. That is to say, only him could unravel, could find out the meaning of what he wrote. So you see, Ishmael's problem is, how am I to translate my father's experience and the memory of his life, which is also my life, into a writing for a new audience? Because if you think about it,
it is true that Aga Akbar is the deaf mute, but also his son is deaf mute in the Netherlands because he cannot understand Dutch, and therefore he cannot reply and write in Dutch. So they are both deaf mutes in a way. We may read this passage here that comes from the beginning of the story. Ishmael sat down at his desk, thumbed through the pages and thought, how will I ever discover the secrets contained in these pages? How can I let the book tell its own story? How can I translate it into a readable language? Ishmael era seduto alla sua scrivania e sfogliava le pagine e pensò: come farò a scoprire i segreti contenuti in queste pagine? Come potrò lasciare che il libro racconti la sua storia? Come farò a tradurlo in una lingua leggibile? Could you tell us something more about this being caught between two languages, two cultures, two worlds? You mentioned now that we are talking at this time in different many different languages, and translation. It is a theme that is my work, my job. When I am the son, I was the son of a deaf mute father. And the deaf mute young man dreamed always to have a boy with two strong ears, a boy, a word maker. And my deaf mute father got me. And actually, I was born not for myself, but for my father. I was born to translate the things, the thought, the head of my father to other people. And I was born to translate the words, the stories of the other people to my father. Sometimes I think I was absolutely not born for myself, but I was born to tell a story. And all of those stories that I am telling and I was telling, they are not mine stories. They are my father's stories. He couldn't write, he couldn't speak, and he couldn't come here to meet you, and I do. And I say, he said to me, say my hellos to those students. Thank you very much. Abbiamo detto che in questo dipartimento e anche qui in quest'aula ci sono conoscenze linguistiche molto diverse, tante lingue diverse. E si lavora anche con la traduzione. Beh, la traduzione è assolutamente il tema centrale, è il cuore stesso di quello che io faccio come scrittore. Io dunque sono stato il figlio di un sordomuto, di un padre sordomuto. Ero dunque un giovane, che a sua volta è stato un giovane sordomuto che sognava di avere un figlio maschio con due orecchie molto forti. Un figlio maschio che fosse un artefice di parole. A questo padre sordomuto sono nato io come figlio maschio e penso che in fondo io non sono nato per me, ma sono nato proprio per mio padre, cioè sono nato per tradurre i pensieri, le parole di mio padre agli altri e per tradurre
le parole, i pensieri degli altri a mio padre. Davvero a volte penso che non sono proprio nato per me, ma per raccontare le storie, tutte le storie che non erano storie mie, erano le storie di mio padre, il quale non poteva né parlare, né udire, né scrivere, né poteva venire qui a conoscervi di persona. Ma io sì, io posso fare tutte queste cose, e mio padre mi ha detto di portare i suoi saluti a tutte e a tutti voi. And, I have to add something. You can translate by each. Okay. Aggiungo qualche cosa. I'm coming from a rich literature family. Io provengo da una famiglia che sotto il profilo letterario era molto ricca. My grandfather was a well-known Persian writer. Mio nonno è stato uno scrittore persiano celebre. Everybody in my family think that they are a poet, but they are not, but they think they are a poet, you know. In famiglia mia tutti credevano di essere poeti o poetesse, non lo erano, ma ci credevano. The pen was important in my family, the pen and writing, you know. La penna, la scrittura, nella mia famiglia era una cosa importantissima. Everybody in my family has a pen and a notebook, and they are always writing, but we don't know what they write, but they are always writing, you know. In famiglia mia tutti quanti avevano sempre dietro una penna e un taccuino, nel quale scrivevano tutto il tempo. Che cosa scrivessero forse non lo sapevano neanche loro, ma intanto scrivevano. But my father was not able to write. He was analphabet, you know. And he wanted to do something the same, you know. Mio padre però, si può dire, era un analfabeta, perché essendo sordomuto non era neanche in grado di scrivere, però qualcosa la voleva dire o dare. But I was his word. Io sono stato la sua parola. And he thought I am able to do everything. E lui era convinto che io fossi in grado di far tutto. And he thought I am a king, you know. Pensava che io fossi una specie di re. And he asked me, how can I write? Lui mi ha chiesto, come faccio a scrivere? He didn't know any letters. Lui le lettere non le conosceva, le lettere He didn't know analfabete. any words. Non conosceva dunque le parole. And he was a carpet reparator. Mio padre lavorava come restauratore di tappeti. And he had very thick fingers. Aveva le dita grosse, robuste. And he couldn't catch a pen in his Non hands. avrebbe mai potuto tenere una penna in mano. And I said, how can I write? E quindi mi dice, come faccio a scrivere? I had to solve this problem. Ho dovuto risolverlo io questo problema. I make in Iran, in Persian, we have spijkerschrift. The letters of the kings in the mountains, such things, cuneiforms. E on mountains. Nel mio paese, l'Iran, che è l'antica Persia, i re dell'antichità hanno lasciato sulle montagne delle incisioni in scrittura cuneiforme. I said to him, nobody can read them. Gli ho detto, quelle nessuno le sa leggere. The kings has written these things in the stone, I re hanno lasciato scritte queste cose incise nella pietra, but nobody can read them. ma nessuno le sa leggere. Do the same. Fai la stessa cosa. And I read and I teached him to write in the letters of the kings. Gli ho insegnato a scrivere con quell'alfabeto dei re. And he was every day busy with writing. E ogni giorno si dava da fare per scrivere. Everybody thought he's crazy. Tutti pensavano fosse matto. But when I escaped of my country, Però quando io sono fuggito dall'Iran and when I teach myself to the Dutch language, e mi sono autoinsegnato, cioè da autodidatta ho imparato la lingua olandese, one night una notte he came in my dream papà mi è venuto in sogno and he gave me his notebooks. e mi ha dato i suoi taccuini. What do you mean? Ma che cosa vuoi dire? Read it for Dutch people. Tu, mi ha detto, leggilo agli olandesi. I have never born for myself.
Quindi come vedete non sono nato per me, sono nato per fare l'opera di qualcun altro. I had always told the story of the father. Sempre ho raccontato questa storia di mio padre. Cuneiforma is his stories. Il mio libro, La scrittura cuneiforme, è la sua storia, è la storia di mio padre. Okay, I assure you that this was not preordained and prearranged, but actually the next slide is poetry, and this is a sample of cuneiform writing, right? So the cuneiform writing that the book tells about is an old inscription which is found in a cave on Saffron Mountains. This is a holy cave where people go to draw some inspiration, and this cave brings together the political, the poetic, the religious strand. So it's very important for Persian tradition. Now, poetry has a very important role in Persian tradition. The book opens on poetry, and it doesn't seem to be an activity that only distant intellectuals do in their privacy, in their homes. It is an activity that is carried out by people who are called noblemen in his work, and this connects them immediately with the people. So poetry is very popular. It is remembered, it is read. Whenever a poetry reading was held in one of the buildings in the old bazaar, it was bound to be attended by old men rhyming about the mountains. Their favorite topic was an ancient cuneiform relief that dated back to the time of the Sassanids. So the inscription is what Aga Akbar's uncle shows his nephew in order to give him an example. Look at this. Try to do something similar on paper. And this is done to free the child from his emotional confinement. Poetry comes back again at birth. Upon the birth of Ishmael, the protagonist, the son, because a verse or a few verses is what the child is to receive as the first sound when he comes to the world. So according to family tradition, no one was allowed to break the silence yet after the child was born. No one spoke because the first word, the first sentence to reach the baby's unspoiled mind had to be a poem, an ancient melodic verse. Now, Kader, my question is... Oh, sorry. Your question. My question is poetry still important in Iran today? And could poetry still be important for us in our visual, digital world? I told you I will focus my session to young students who are here. Ho già detto che riservo insomma le mie parole oggi per i giovani, gli studenti che sono qui fra voi. Poetry is we have the rain, the sun, bread, milk, and poetry. In Iran c'è il sole, la pioggia, il pane, il latte e la poesia.
and your mother will say, "Oh, lovely, lovely boy, lovely girl, lovely child," and first 2, 3 poems, and then, "Oh, come to me." Yeah? Ogni mamma con il figlio o con la figlia gli fa bello, bella, dopo 2 o 3 versi di poesia e poi lo può abbracciare. You are in love with a lovely girl, and you will have a kiss of her. Ti innamori di una bella ragazza, vuoi baciare, But it's not possible even if you come with a beautiful poetry, you know. ma questo non è possibile se non ti presenti a lei con una bella poesia. And sometimes with a girl, 1 poem is not enough, 2 poems is not enough. Some 7 poems you have to say to give a little kiss. Ma ci sono ragazze con cui non basta una poesia, But now I will say, non ne bastano 2, but non ne bastano 3, magari ce ne possono volere anche 7 prima che ti dia un bacetto. but mention students everywhere in our country, by the big buildings, universities, bazaars, hammams, everywhere at the outside above the building there is always a important poem. Voi studenti che magari non avete ancora visitato l'Iran, dovete sapere che nel mio paese, dovunque, in qualsiasi grande e importante edificio pubblico, che sia un'università, un bazar, un bagno pubblico, un hammam, sempre fuori sul muro c'è scritta una poesia importante. And all of them are of the masters, the same as Dante. Sono tutti poemi che risalgono ai maestri della nostra lingua, un po' come il vostro Dante Alighieri per voi. And I will tell you one of the poems. When I was young, we went to public hammam. Uno, adesso ve lo racconto, quando ero giovane in famiglia frequentavamo un hammam pubblico, un bagno pubblico. And the hammam, you have go about 200 steps down the stairs to the hammam be warm, you know. Entri a livello della strada e devi scendere anche 100-200 gradini per andare di sotto dove c'è il bagno, dove c'è il calidario, dove fa caldo. But outside the hammam, by the door above, was an important poem. Ma sopra la porta d'ingresso del bagno c'è sempre incisa una importante poesia. I will say it in Persian. E adesso ve la recito in persiano, in farsi. Anche dar jostane ani ani. I was a child. I didn't understand it. But anche dar jostane ani ani. What's that? What does it mean? Io leggo queste poche parole, questi versi, e dico, ma che significa questa cosa? Yeah, okay. Anche dar jostane ani ani. I was a child, 7, 8, 9, 10, 12. I didn't understand. Ero un bambino, potevo avere 7, 9 anni, magari anche 12, ma non capivo. But it was a code of the life. Era una sorta di codice di vita. And he said, wherever you think about it, you reach it. Questa semplice frase poetica dice così: ogni qualvolta pensi una cosa, la puoi raggiungere. Cioè, basta che tu pensi a una cosa per poterla ottenere. It was the most important discovering of the human being on the earth. Wherever you think about, you reach it, you know. Per me questa è la più grande scoperta del genere umano sulla Terra, cioè quest'idea che basta cogliere qualche cosa con la propria mente per ottenerla, per raggiungerla. And it means whatever fiction you have here, you can make it outside.
Per me significa anche qualsiasi storia, qualsiasi immaginazione tu concepisca nella tua testa, la puoi anche creare fuori. If you think in your imagination, we will walk on Mars, you will do it. Se con l'immaginazione pensi veramente che un giorno cammineremo su Marte, così sarà. As a girl, if you think I will be Meloni as president, you will become. Se sei una giovane donna italiana e pensi un giorno io sarò la Presidente del Consiglio Meloni, ci puoi anche arrivare. And I have many lectures and schools for young students. Io do spesso conferenze a giovani, a studenti come voi. I try this to say very in a simple way to the students. E cerco di dire agli studenti e alle studentesse queste cose che vi ho detto in una maniera semplice. I say to the boy, if you want that girl, first you have it here in your mind. Dico dunque ai maschi, se desideri quella ragazza, come prima cosa la devi avere qui, proprio qui dentro la mente. And I say to the girls, if you want that boy, first you have catch here in your mind and kiss it, and you have it. Alle ragazze dico, se tu vuoi quel ragazzo, come prima cosa devi catturarlo nella tua mente e poi lo potrai conquistare. It is not Kader Abdullah's code. Non è mica una formula di Kader Abdullah. It's standing the Bible. C'è scritto nella Bibbia. You looked for and you get it. Tu hai cerca e troverai. You boom against the door and open. Bussa e ti sarà aperto. You say, I want you, and you get it. Ti voglio e avrai chi vuoi. There's poetry in the Persian literature. E qua è, come dire, un esempio della poesia, della letteratura persiana. They try to give us the meaning of the life in a poetry. Cioè, in pochi versi, in poche parole, si cerca di dare a ciascuno veramente il senso, una chiave per la vita. And the grandmothers, E le nonne they don't let be free. che non ti lasciano libero Every time, ogni volta, every night. ogni sera. And Anche dar giostane, Non ti lasciano in pace, ti ripetono questo verso They printed in your head. finché ti rimane stampato in testa. And it works. E funziona. I wanted to meet you Io ho voluto venire a conoscervi in my head. nella mia testa. And I see you. Eccomi qua, Wonderful. è meraviglioso. We can skip on this since we've already touched this. Now, this is a point you've touched before, mending, right? So, after having learned, after having worked out a language of his own to write his notebook, Aga Akbar communicates with the rest of his family in a rudimentary sign language, which has been invented together by him and the other members of the family. Then, of course, there is a problem because Aga Akbar also needs some kind of occupation. How he is going to fill the time of his life? So his uncle sends him into town, into a large city, to learn this job, to learn a profession. And he becomes a mender, a carpet mender, somebody who
mends the holes in the carpets. You know that in Persia, carpets are very important. It's an essential piece of furniture. He needed a job. This is the omniscient narrator telling us Aga Akbar's uncle perspective. He needed a job that could be done in a few hours so that he could just get up and leave. You know, it takes a very long time to weave a carpet, but carpet mending is something that can be done shortly. That's how I hit upon the idea of having him become a carpet mender. It's not boring work. In fact, it's quite interesting. You have to use your head. You have to be an artist. So, Aga Akbar's uncle introduces his nephew to a creative sort of activity. But when I was reading the book, I thought that it also has a symbolic meaning. Because rather than building new worlds from scratch with an ideological stance, maybe we need more menders, more people bridging and uniting and filling these holes. Thank you very much. First about the carpet, Persian carpet. I'm coming from a city with many villages around the cities. Yeah? Grazie molte. Cominciamo dal tappeto persiano. Io provengo da una città che è circondata da molti piccoli centri, da molti villaggi. Many villages in the mountains, the Sono same villaggi you di have montagna, un po' come ce ne sono anche qui da voi. here. And there the flying carpet, the Persian flying carpet are coming from my region, you know. Quindi i tappeti volanti, i tappeti persiani volanti provengono proprio dalla mia regione. It is not a fiction. I'm tell the truth. Guardate che non è una fola, Yeah, sto because- dicendo la verità. Because we had big high mountains and girls we didn't have in the mountains any school and the young girls always busy with making carpets. Perché questi villaggi sono sparsi su montagne che sono parecchio alte, lì le scuole non ci sono, quindi per esempio le ragazze fin da piccole erano sempre occupate a tesser tappeti. They couldn't leave their villages, but they put their imagination wave the imagination in the carpets. Non potendo uscire liberamente dai villaggi, riversavano la propria immaginazione nella fabbricazione di tappeti. And their carpets were sold to Europe, to America, to Australia, everywhere, you know. E questi tappeti erano poi venduti in Europa, in America, in Australia, dappertutto. This flying carpet, the imagination of the girls flying everywhere, okay? Tappeti volanti nel senso anche che l'immaginazione di queste tessitrici se ne andava volando un po' dappertutto. And Iran is an old ancient country, you know, L'Iran è un paese molto antico. and every enemy came inside, they destroyed us, and they stayed for 300, 400, 700 years in our country. Siamo stati invasi da tanti popoli, da tanti nemici che sono entrati, ci hanno invaso, ci hanno distrutto e si sono piazzati da noi per 300 anni, 400 anni, anche 700 anni. They destroyed many things, but they added many new things of their own culture. Hanno distrutto tante cose della nostra cultura, ma hanno anche aggiunto tante cose della loro. The Iranian women are very beautiful Le iraniane sono donne bellissime. because every enemy came. I slept with the grandmothers, and because of that, we have
we have very beautiful girls, you know. Ogni invasore naturalmente intratteneva rapporti intimi con quelle che sono state le nostre trisavole, bisnonne, nonne, e quindi le nostre donne sono bellissime. And handsome men, look at me, you know. E anche gli uomini non sono male, guardate me. I'm a product of the Arabs. They came to my country 700 years, you know. Sono un prodotto dell'invasione degli arabi in Iran, che sono rimasti a casa nostra per 700 anni. It is not a fiction. E non è una I'm invenzione questa, telling you the truth. non è una balla. My è la real verità. name is loud as Sayyid Hussein Sajadi Khai Maqami, all of them Arabs. Il mio vero nome, il mio nome di nascita, non il mio pseudonimo letterario, è composto da 4 o 5 nomi tradizionali, alcuni sono nomi religiosi e altri no, ma sono tutti nomi arabi. But the first that Sayyid is a honor title. Il primo dei miei nomi veri è Sayyid, che è un titolo onorario. And it means he is the son of the son of the son of the son of Prophet Muhammad. Che significa, è un titolo onorifico piuttosto, Ok, che significa chi lo porta è il figlio del figlio del figlio del figlio del figlio del profeta Muhammad. I told you this to say something about the carpets. Ma vi sto dicendo tutto questo per tornare sul tema dei tappeti. The Persian carpets are so powerful and beautiful because Perché sono così belli, così potenti anche i tappeti persiani? Perché of meeting of many cultures with each other in that culture, in that carpet. sono il frutto dell'incontro tra tante culture diverse che confluiscono insieme in ogni tappeto. The beauty of Arab's culture, La bellezza della cultura araba, they killed us, and the beauty of Turk's culture, beauty of Mongols, Genghis Khan Mongol, and beauty of everybody part, and we have put it there in our culture, in our carpets. e ancora la bellezza della cultura turca, della cultura dei Mughal, di Gengis Khan e dei suoi discendenti. Tutti i popoli che ci hanno invaso hanno lasciato qualche elemento culturale che confluisce, diciamo, nella bellezza dei tappeti persiani. If the carpet is a part of DNA of the Persian men, Diciamo pure che il tappeto fa parte del DNA dei persiani. if our daughters get married, Si sposa una figlia? as a father, I am thinking always which tapete, which carpet can I give with her maid to? Io che sono il padre dico adesso che tappeto metterò nella sua dote. And we try to buy the best ever tapete and carpet, and we roll it and put on this. Go new one. Start new one. Andiamo in cerca del tappeto più bello, più sorprendente, più fantastico, lo arrotoliamo, glielo mettiamo in mano e la spediamo a casa del suo sposo. And carpet is not for 1 or 2, 3 years, but it's for 100 years. Questi tappeti non sono destinati a durare un paio d'anni, Ok. possono durare secoli. And now answer to your question. Vengo alla risposta alla tua domanda. And about my father as carpet reparator. La domanda riguarda appunto il mestiere di mio padre che fa il restauratore, il rammendatore dei tappeti. You have so beautiful carpet home, Anche qui avete dei bei tappeti, but sometimes because of a small fire in your carpet, you make damage some of your carpet. può succedere, comunemente succede che qualcuno ci lascia cadere una cicca e si forma una bruciatura, si forma un buchetto. What can we do? Che facciamo? Someone needs to repair it. Qualcuno lo dovrà riparare. My father, my family were the job of my family. My uncle, my grandfather, they were the big carpet seller of all of the mountains. You know.
La mia famiglia, in particolare ai tempi di mio nonno e di mio zio, si dedicava prevalentemente alla vendita, al commercio di questi bellissimi tappeti che provenivano dai villaggi di montagna. And my uncle, the boss of the bazaar, he went to the bazaar with a beautiful suit and a chapeau and then a stick, and he was a man of the bazaar, you know. Mio zio era il padrone del bazar della città dove sono nato e quindi andava al mercato vestito di tutto punto, con un completo impeccabile, il cappello, un vero signore del bazar. And my other uncle was the imam of the mosque, and he went to the mosque with beautiful clothes and with beautiful things, and he was somebody, you know. L'altro mio zio, il fratello di quello, era l'imam della moschea della mia città e anche lui indossava abiti bellissimi, era veramente un personaggio molto ammirato. But my father was nobody. Mio padre non era nessuno, He couldn't do anything, you know. non sapeva fare niente, And he wanted to be someone. però voleva essere qualcuno. And suddenly we mentioned he's teaching himself repairing the carpets. E quindi appunto, come si diceva, impara l'arte di rammendare tappeti. And by a wonder, he became one of the best tapet repairs of the bazaar. Per un miracolo diventa uno dei migliori rammendatori di tappeti di tutto il bazar. And something important happened. Succede una cosa importante. Suddenly he bought a horse Mio padre compra un cavallo and a suit e un completo and a shopper e un cappello and a bag. e una borsa, uno Bag. zaino, diciamo. And he, with his horse, he went in the mountains E parte in sella al suo cavallo verso as le a king montagne, to the mountains. come un re. And he Parte repaired all of the things of the ladies, everybody. e si mette a riparare, dovunque ci sia un tappeto da riparare, lui viene chiamato nelle case e ripara. Suddenly he was the king in the mountains. Improvvisamente si è trasformato in un re delle montagne And he got enormous freedom e così facendo ha conquistato una grandissima libertà and a secret. e ha un segreto. This secret in the family. C'è questo segreto di famiglia. Because he was deaf and mute. Perché? Perché comunque era sordo-muto And he could secret. e i segreti era bravo a mantenerli. And the women in the mountains, Le donne su in montagna come inside my house, you know, lo invitavano, vieni and repair my carpet. e rammendami il tappeto And the door closed. e chiudiamo pure la porta. And everybody say to me, you have many brothers and sisters in the mountains. Ecco che qualcuno quando ero piccolo mi ha detto tu hai un sacco di fratelli e sorelle su in montagna. It's possible. È anche possibile. My father, Questo era mio padre. a poem, students, Cari studenti e care a studentesse, poem has taught us, a master has teach us, c'è una poesia che ci ha insegnato don't worry about your handicap. a non preoccuparci dei nostri handicap, delle nostre manchevolezze o disabilità. Your handicap maybe is the most powerful thing that the life has given to you. Può darsi che la tua disabilità sia la cosa più potente che la vita ti ha messo in mano. I will tell you a true example of it. E qui voglio darvi un esempio tratto dalla vita vera. When I was a young boy, I shamed myself for my father. Quando io ero piccolo mi vergognavo di mio padre. But everybody's father was speaking, was here, and was everything. I papà di tutti gli altri bambini parlavano. And home, Io no. we talked each other with the language of my father, hands, signs. A You know? casa dunque da noi si parlava con questa lingua dei segni rudimentale che aveva inventato mio padre, una lingua dei segni, i segni delle mani. It was a hand sign language with about 300 or 400 Science. signs. La lingua si componeva di 300-400 segni al massimo. For example, I miss you. Mi manchi. Where was you?
E il gesto dice: dove eri? Mi manchi. Why you don't come home anymore? Perché non vieni più These a casa? Questo genere di cose. Si gesticolava per far capire all'altro cosa si doveva dire. When I escaped of my country, Quando sono fuggito dall'Iran when I reached the Dutch language, e mi sono incontrato con la lingua olandese, che si chiama in realtà nederlandese. I thought it will be never possible to write in this Chinese language. Mi pareva come il cinese, mi sono detto: è impossibile che io riesca mai a impararla e a scriverci. I know it. Io la so adesso. In a day, a raining day, Era un giorno di pioggia I was biking. e andavo in bici. I was biking through the thousands of cows, you know. E mi scorrevano davanti agli occhi le migliaia di mucche che si vedono sui prati. Suddenly, I felt that I was not afraid of the Dutch language. Di colpo mi sono reso conto che non avevo più paura dell'olandese. I didn't know any Dutch word, Attenti, io non sapevo neanche una parola, but I thought I am able to write a book in Dutch. ma dentro la mia testa ho detto: io sono in grado di scrivere un libro in olandese. Why? E perché? It was because of my father. Per via di mio padre. I saw always Ho sempre visto the handicap of my father la disabilità di mio as padre a stone on my shoulders. come una sorta di macigno che mi portavo addosso. But I didn't know. It wasn't any stone, but it was a gold on my shoulder. Non lo sapevo, che non era in verità un macigno, ma era una specie di pepita d'oro che mi portavo dietro. I thought if I could talk with my father only with 300 sign language, I am able to write in Dutch with 300 or 400 Dutch words. Mi sono detto: se sono stato in grado di parlare con mio padre con una lingua fatta di 300 segni, saprò bene scrivere in olandese anche con solo 300 o 400 parole. I teach myself E quindi ho cominciato a studiare da solo 300, 400 words. e ho imparato 300-400 parole. I started writing Ho cominciato a scrivere 300, 400, but I repeat them thousands of times. 300-400 parole, ma ripetute migliaia di volte. If you teach yourself one I, Se tu insegni a te stesso, se impari da solo you can use 1,000 times I in your book. e impari la parola io, quante volte la potete disseminare in un libro? And I Migliaia. asked everybody, and exactly the women, why this sentence doesn't work. Chiedevo a tutti: ma questa frase che ho scritto perché non funziona? And Dutch women helped me, you know. E soprattutto le olandesi non vedevano l'ora di aiutarmi. I am the son of my father, you know. E allora sì che ho capito mio padre. And they corrected all my mistakes. E hanno corretto sempre tutti i miei numerosi errori. And after 3 years, I published my first Dutch book, you know. Al terzo anno dal mio arrivo nei Paesi Bassi ho pubblicato il mio primo libro in olandese. And everybody say, surprise, what's possible? Tutti sbalorditi, com'è possibile? It is Dutch, but it is not Dutch. Questo è olandese, sì, ma non è olandese. What kind of language is that? Che lingua è questa qui? We can read it, Noi riusciamo a we can leggerla, understand it. la capiamo. It is a new Dutch. È un nuovo olandese. It was not a new Dutch. Non era un nuovo It was the olandese. Dutch of my father. Era l'olandese di mio padre. Don't worry about your handicap. Your handicap is not maybe, it is your power. Use it.
morale, non vi crucciate per le vostre disabilità, incapacità. Possono essere la cosa più potente che avete in mano. Usatele. Thank you. Right. I've got some more slides, but I will have to choose since time is running fast and we also want to hear students' questions. But if you leave me just to end on this, because this is a passage which is very dear to me, right? So I'll skip forward. And I've entitled this slide Care. And it refers to the moment in the story when Aga Akbar, who's left, because he's got a life of his own, as he told me, and he's left and he's on the mountains, one day returns home and he is in a lot of pain. This book is incredibly positive, but it's also very emotional and very touching. Akbar, the father, opened his mouth. His teeth were rotten, all black and broken. How could I not have noticed that before? It hurts, he signed. It hurts all the time. His eyes filled with tears. At last someone had noticed, at last someone had realized that he was in pain. It took me a few moments to remember who I was and what my function was in the household. I smoothed back his gray hair. I'll take care of it, I signed. Everything will be all right. I'll make the pain go away. Thank you, thank you, thank you. It's very... This is... I got... No, this is very emotional part of the book. When I was writing this book, I cried. È vero che questa è una parte molto toccante del libro. Mi ricordo che mentre lo scrivevo non facevo che piangere. But I am happy that now his voice has reached you. Però veramente è una grande gioia il fatto che la voce di mio padre vi abbia raggiunto, sia arrivata fino a voi. And I try as his son, because he thought my son is a king. I'm not, but I do my best that to show that he spoke the true. Essendo suo figlio, quel figlio che lui credeva fosse una specie di re, cosa che io non sono, faccio del mio meglio, tutto qui, da figlio di quest'uomo ho cercato di mostrare con il mio lavoro che mio padre aveva ragione, che aveva detto la verità. Thank you. Grazie. Just wanted to add that this is not a didactic book. It's probably interesting because of this. It doesn't have a straightforward lesson to teach. The lesson is to show how to take care of those that life has put beside us. Just caress his gray hair and offer help, even though he didn't have the means, but he promised nonetheless, anyway, I will help you and I will make the pain go away. Again, I will talk to the students. Mi rivolgo ancora una volta alle studentesse e agli studenti. The meaning of the life, this is my experience. The meaning of the life is to live happiness.
Sulla base della mia esperienza, il senso della vita è la ricerca della felicità. It's not always possible. Questo non è sempre possibile. The pain, sorrow, and difficulties are always present. Non è sempre possibile. Nella vita sono sempre presenti difficoltà, dolori, sia fisici che dell'anima. But it is our duty to change the pain, the difficulties, the problems to happiness. Però è nostro dovere prendere tutti questi problemi, le difficoltà, le pene, i dolori e trasformarli in felicità. And who is it possible È possibile? Come è possibile? to have a dream È possibile avere un sogno and try to reach your dream? e cercare di raggiungerlo. To reach the dream is not the end of the way, È la realizzazione dei nostri but sogni. trying to reach the dream is living happiness. Intendo dire che realizzare i nostri sogni non può essere la meta, è la strada che facciamo per raggiungere i nostri sogni, che è il luogo dove si trova la felicità. Thank you for being here. Grazie di essere qui, Honor to talk with you. è stato un onore parlare con voi. Where is the lady? Okay. Should we take the questions, right? The students' questions. And so now Tanya will walk through you and we'll take your questions. Chiamo qui davanti gli studenti della scuola secondaria di primo grado Ellero per fare le domande che hanno preparato. High school students. Oh, they have prepared questions. You can ask the question. Allora, forza e coraggio. What's your name? Paola. And you? Thank you. Okay. What message would you like kids my age to understand for your works? For my works. What is the message that Yeah. you have for people their age? What a difficult question. Domanda difficile. Yeah, you can see. I told you my message is change the pain to happiness. Come ho appena Change the finito- grapes to wine. Come dicevo pochi minuti fa, cercate di cambiare il dolore, le difficoltà in felicità, così come dall'uva si fa il vino. And problem you will have always problem, but don't scared of your problems. Avete un problema? Guardate, problemi ce ne saranno sempre. L'importante è non scappare dai problemi. Try to dissolve your problems and you will feel happiness. Cercate di risolverli e via via proverete un senso di felicità. What did you find most difficult about living in a new culture? Aspetta. What did you find most difficult about living in a new culture? Of my culture. In living in a new culture, Oh, what's what is- the most difficult? What is the most difficult living in a new culture is language. Mi chiedi che cosa ho trovato più difficile nel fatto di essermi trasferito in un'altra cultura? La nuova lingua.
when I come to the Dutch society, I had a lot to tell, but couldn't. Quando sono sbarcato, diciamo, nella società dei Paesi Bassi, io avevo tantissime cose da raccontare, ma non sapevo farlo. And now about 33 years, I am busy teach myself the Dutch language. Sono 33 anni che vivo lì e ancora non ho smesso di cercare di imparare l'olandese. But I still do many mistakes. E faccio ancora molti errori. But something nice has happened. Però è successa una cosa bella. ChatGPT. È successo ChatGPT. And I am what a pity. In all those years, I didn't have any ChatGPT, you know. Peccato per tutti quegli anni passati senza ChatGPT. And now it's very simple. I ask him, I have written these sentences, why it doesn't work? And he gave answer. È semplicissimo. Adesso scrivo dentro ChatGPT, ho scritto questa frase, ma non funziona. Che devo fare? E ChatGPT mi dà la risposta. And she gives me 7 different possibilities. Non solo, ma mi offre 7 possibilità diverse di correzione della mia frase. And I don't need the women anymore, you know. Quindi quelle donne che prima mi servivano a correggere non mi servono più. Yeah, I do by myself. Faccio da solo. And what happens when there is no power? No electricity. Which power? Electricity. It does me pain, you know. Che succede quando non c'è connessione perché manca la corrente elettrica? È un bel guaio. It's very addictive. Perché il ChatGPT, queste tecnologie di oggi, veramente ti danno dipendenza. But I like it very much. You know? Però mi piacciono molto. When did you decide to become a writer? Oh yeah. Yeah, will say this question is important. No? È una domanda importante. Il quando ho deciso di fare lo scrittore. You cannot decide to be something. Non puoi decidere di essere qualcosa. You are. Tu già sei But quella cosa. I compare you with apple tree, you know. Facciamo il confronto con il melo. An apple tree produce apples. Un melo dà le mele, But no banana. ma le banane no. If apple try to produce banana, it get died. Nothing. Se un melo pensa di produrre banane, è finita. Cioè Every muore. of us students, everybody compare is a tree. Allora, per voi che studiate ancora, facciamo conto che ciascuna persona è un albero, Or flower, o un fiore, or fruit. o un frutto. But you have, but your body will tell you who you are. È il vostro corpo che vi dirà chi siete, che frutto, che fiore, che albero siete. You have listen to your body. Ascoltatelo il vostro corpo. You have to have a good contact with your body. Dovete avere un buon rapporto con il Your vostro body corpo. whisper, Il vostro corpo vi sussurra di continuo. you are a writer. Sei uno scrittore, sei una scrittrice. You can make stories. Puoi scrivere storie. But there is one forward. There is one condition. There is one condition. He's a Dutchman. But there is one condition. You have to keep your body clean. La premessa però, la condizione perché ciò accada, è tener pulito il proprio corpo.
Wine is okay, Il vino I va drink. bene. Io bevo, but not too much. non troppo. Smoke is okay, Fumare va bene, sometimes with a friend qualche volta con gli amici or with a girlfriend. o con la ragazza o col ragazzo. And wrong things, okay. Anche diciamo le cose sbagliate si possono ammettere. But you have always be caution to have a clean body. Però ponete sempre l'attenzione al fatto che il vostro corpo rimanga pulito. And if you have a clean body, Se il corpo è pulito, you have contact with yourself. siete in contatto con voi stessi And yourself will tell you who are you. e Who you are. sarà il vostro corpo a dirvi chi siete. And then you have to work hard for it. A quel punto non resta altro che lavorare sodo per conquistarlo. I was a young boy for 12 or 13 years old. Quando ero piccolo, avevo 12-13 anni, I felt, ho sentito, I heard that I'm able to write. ho avvertito che ero in grado di scrivere, But it is not enough. ma quello non bastava. You have to make it. Devi poi farlo, tramutarlo in realtà. Answer to a question. Ho risposto. Grazie mille agli studenti della Ellero. Ora chiamo qui anche gli studenti del liceo linguistico Bertoni per porre le domande all'autore. Linguistic. So they must be studying 1-2 foreign languages. Eccoli. So these are 16, 17. Oh yeah. Many questions. Spara. Okay, so hi. My name is Anna, and I wanted to ask you how you feel thinking about your childhood. Childhood. Not good. Che provo pensando alla mia infanzia. Very bad. Non cose belle, piuttosto brutte. I was scared about everything. Avevo paura di tutto. That was a big problem, and because of my family, because of my father. E il mio problema era mio padre. And I told you I was born not for myself. Ve l'ho già detto, ho sempre pensato di non essere nato per me. They put huge weight on my shoulder. M'hanno messo, mi sono ritrovato con un macigno sulle spalle per via della disabilità di mio padre. I was a boy, but they wanted to make a father of the family. Ero soltanto un ragazzino, però già volevano fare di me il capofamiglia. I must always to be the best. Dovevo essere sempre il più bravo. I must always to care for my family. Dovevo sempre aver cura, pensare alla mia famiglia, accudirla. They didn't give me the chance to be a child. Non mi hanno lasciato la possibilità di essere un bambino. I had fear. I can say. Faalangst. I was afraid of. Faalangst. Yeah. Avevo paura di sbagliare. Okay, but that was good. Però è andata bene. I don't complain. Non mi posso lamentare. This is life. Questa è la vita. The other people, they're living in the war and bombardment and something. C'è gente che sta sotto le bombe in questo momento. It's good. Quindi a noi è andata bene. My childhood was good. Alla fine la mia infanzia è andata bene. Hi, my name is Morgana, and I'm really interested in your writing process, and I wonder if you have any routines or specific rituals when you write. Rituals when you write. When you Ritual, write. yeah.
Ritual. Oh, yeah, yes, I have rituals. I go at 12 o'clock 24 to bed. Mi chiedi se ho dei rituali specifici per la scrittura, quando mi metto a scrivere. Allora, io vado a letto verso mezzanotte. And 7:30 at 7 up Alle 7 mi sveglio, and 7:30 behind my computer, alle 7:30 sono davanti al computer, and I read and I write, leggo, scrivo, and then at 4 o'clock I stop alle 4 smetto, and I made a big distance biking, vado a farmi una lunga biciclettata, lunga, 20-25 kilometers, 20-25 chilometri, and I run a big distance corro, faccio un maratona, diciamo. every 2 weeks, about 30 kilometers. Quindi ogni 2 settimane mi faccio una trentina di chilometri di corsa. I'm not, I don't have the shape of a marathon runner, Non ho il fisico di un maratoneta, but I try to do marathon. però cerco di fare maratona. I have done 7 times. E l'ho fatta già 7 volte. I'm not the first one, Non è che ho vinto, non sono arrivato prima. and I tried not to be the last one. Ho cercato semplicemente di non essere l'ultimo. Every time I look back if there is someone. Ogni volta mi giro indietro per vedere se c'è qualcuno che è più lento di me. I need those rituals. Quindi questi rituali mi servono molto per scrivere. And one more thing. Un'altra cosa. I teach my grandchild's 5 minutes Persian lessons a day, 5 minutes. Ai miei 4 nipotini faccio lezioni di persiano, di lingua persiana, per 5 minuti al giorno, tutti i santi giorni. These are my rituals. Questi sono i miei rituali. Hi, hello. I'm Elvis and I'm 16 years old. And my question is, what will you do in the future if you are another child? If you have another child. No, if you are another child. If I were. Okay, if you were a different child. Okay. Yeah. Yeah. If I wasn't the writer, you know. You mean se non fosse scrittore? No. No. I mean, another thing. So, if you was a writer. If I wasn't a writer. If you were. Was Okay. a writer. Okay. What will you do if you was another child? So if you were a writer but having had a different childhood background. Okay. I think we are made. Father, mother go to bed, they sleep together, and they produce a child. Come nasciamo? Mamma e papà vanno a letto insieme e fanno un bambino o bambina. And they gave, both of them, they gave their talented to the child. Entrambi danno un po' dei loro talenti, le loro capacità al But bambino. some talent of father or mother has more power in your body. Però può darsi che qualcuno dei talenti, delle capacità di tuo padre o di tua madre prendano un po' più potere, un po' più di forza dentro il tuo corpo di figlio. Okay. The talent of my father's family was writing. Per quello che mi riguarda, il talento della famiglia di mio padre era la scrittura. But the talent of my mother's side was more technique. I talenti della famiglia di mia madre erano di natura più tecnica. I have become a writer, Sono diventato scrittore, but I have studied physics. però ho studiato fisica I all'università. like if I am not able to write anymore, Se mai non riuscissi più a scrivere, I will become a mechanic. diventerei un meccanico. I can repair the old cars. Per esempio per riparare le automobili vecchie. Have you seen that American
television programs, the man went somewhere and they find a very kaput cars, defected cars, and they bring it to garage and they fix it and they make a new C'è one. un film americano dove trovano una macchina tutta scassata, la portano al garage e si mettono a ripararla. I will bet. And io voglio fare because of that, in many of my books, you see a mechanic man. He's busy with the same. E nei molti dei miei libri, infatti, trovi un personaggio che fa il meccanico e fa precisamente questo. I like fixing the damaged things. Mi piace riparare le cose che sono danneggiate, che sono guaste. Thank you for the question. Grazie per la domanda. My name is Jada, and Jade. my question is, what's the best part of your job? The best part of his job. To meet you. Fare la tua conoscenza. Next question. Avanti un altro. Okay. Hello, my name is Alice, and is there a character in your book that is especially dear to you or represents something important to you? A character that A especially character that especially important is to me. dear or represents something. Yeah. God loves every creatures. God loves every of his creatures. Dio ama tutte le sue creature indistintamente. But sometimes I am jealous of some of my personages. Certe volte mi capita di essere invidioso di alcuni miei personaggi. But now I will not say which one of them. Adesso però non ti dico di quali. Thank you very much. Vi ringrazio. Okay, so thank you very much. I think we can draw to a close. Grazie a tutti per essere intervenuti, grazie al nostro ospite, alla nostra